Correva l'anno 1923 quando Bernardo Carpenè, dirigendo le operazioni di dragaggio del canale delle barche a Colmaggiore di Tarso, portò alla luce i primi resti di un villaggio palafitticolo e una bellissima spada in bronzo. Una scoperta sorprendente che diede vita al sito archeologico oggi conosciuto in tutta Italia, il Parco Livelette. Nato nel 2019, il progetto Relacus, capitanato da Marta Modolo e Lorenzo Fattorel, ha deciso di portare alla luce questi patrimoni storici in stretta collaborazione con amministrazioni, associazioni e aziende del territorio di Revine Lago e Tarzo. Denti umani, ceramiche e strumenti in selce. Sono molti i reperti recuperati nel fango da studenti, appassionati e ricercatori in questi anni. Ora il progetto e il territorio sono attesi da un biennio ricco di iniziative tra mostre itineranti, visite guidate e dirette web degli scavi, grazie alla collaborazione con Luxottica, che ha donato occhiali di ultima generazione che permetteranno di eseguire e condividere foto e filmati.